Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo tentativo di partenza con la velocità da parte di Onni Lest che scavalca Special Matto mentre sbaglia Rossano. Lascia in terza posizione Vaumar a precedere Numero Ruen Pest 4 TFT e Rossano Fingers Cross. squalificato. Si vanno a completare i primi 200 metri di corsa con in vantaggio Onni Lest che li passa in 15,9. Special Matto in seconda posizione alla corda a precedere Vaumar. Ruen Pest TFT ha ancora 10 metri da recuperare Fingers Cross, che comunque ha ancora più di 2000 metri per farlo. I primi 400 in 31,9. Ovviamente il ritmo imposto da Onni Lest è molto tranquillo all'avanguardia. La distanza è lunga. Secondo la corda è sempre Special Matto avanti a Vaumar, quindi Ruen Pest TFT, la quale sembra voler spostare all'esterno in anticipo su Fingers Cross. 48,9 i 600 metri di corsa, molto tranquilli, con Onni Lest che guida, Ruen Pest che arriva all'esterno, Fingers Cross al largo. Nessuno aveva capito che Maurizio Cheli mandava via e a sfilare. C'è Ruen Pest TFT, la prima ad aver fatto la mossa. Lorenzo Baldi ha fatto la mossa per primo e così ha ottenuto il poter passare al comando dopo 800 metri in 1,5. In vantaggio Ruen Pest TFT che completa il primo chilometro in 1,22. Onni Lest secondo alla corda, terzo c'è Special Matto, all'esterno sempre Fingers Cross, che ora dovrà assorbirsi il percorso molto tosto, anche perché al comando c'è Ruen Pest TFT, alla retroguardia sempre Vaumar. 15,4 il paletto della dritta opposta alle tribune, con molta calma Fingers Cross arriva al lato di Onni Lest, prova ad avvicinare Ruen Pest TFT, la quale intanto però ha preso la testa senza spendere, fa un altro paletto molto tranquillo in 15,9, viene all'ultimo passaggio davanti alle tribune da battistrada nei confronti di Onni Lest. Fingers Cross che ora ha trovato la pedalata e si mette ad andare all'attacco della leader Ruen Pest TFT e Fingers Cross che iniziano a lottare quando siamo a 800 dalla conclusione, 15 davanti alle tribune, Ruen Pest TFT in vantaggio, Onni Lest secondo alla corda, Fingers Cross proteso all'esterno. La pariglia la va a fare Vaumar, chiude così alla retroguardia Special Matto. La curva di destra viene passata in 15,4 da Ruen Pest TFT e Fingers Cross che sono ormai apparigliati, poi ancora Onni Lest e Vaumar alla retroguardia. Special Matto insiste, Fingers Cross che va all'attacco deciso di Ruen Pest TFT. 14,7 la dritta di là, Ruen Pest TFT che con la curva prova a rientrare all'avversario, riguadagna mezza lunghezza, ne guadagna anche una. Ruen Pest TFT che sta scappando da Fingers Cross che si deve accontentare sulla curva, poi Onni Lest che perde contatto lungo la corda, l'ultima curva passata in 14,9 da Ruen Pest TFT che viene in retta arriva in chiaro vantaggio. Ruen Pest che ha preso 3 lunghezze a Onni Lest e Fingers Cross. Ruen Pest TFT che se la merita tutta, vince Ruen Pest TFT nei confronti di Fingers Cross, e poi Onni Lest avanti a Special Matto e Vaumar. 1,18 il ragguaglio cronometrico, poco meno di un minuto gli ultimi 800, 29,7 gli ultimi 4, il successo di Ruen Pest TFT. Lorenzo Baldi, allenatore e guidatore della 10 anni da Let's Go, che porta in pista i colori della scuderia Team Fire Trotter, il successo numero 27 in carriera per Ruen Pest TFT, e Lorenzo Baldi 2,87 la quota al totalizzatore, il successo di Ruen Pest TFT.